Buonasera! Anche per questa puntata, Attuali Talk ospita uno spazio dedicato a Il Veneto, il periodico fondato nel 1888, edito dall'Associazione Identità Veneta e diretto dal giornalista e documentarista Matteo Venturini. Oggi vi voglio parlare di tecnologia, un tema attuale più che mai. Viviamo in una società dove internet è fondamentale, dove se per caso salta la corrente 5 minuti qualcuno andrebbe fuori di testa ed impazzirebbe, dove però, come in altri ambiti e settori, il Veneto ha molte eccellenze. Vi voglio parlare quindi di spazio del primo satellite con tecnologie made in Veneto. Il progetto è coordinato da RINER e vede coinvolte 6 aziende e 2 università, rispettivamente l'Università degli Studi di Padova e l'Università Ca' Foscari di Venezia. Un grande ecosistema quindi che vede collaborare assieme enti pubblici, atenei, centri di ricerca e aziende. L'obiettivo a lungo termine di questo progetto è quello di creare una grande costellazione di satelliti, una costellazione che riesca a fornire servizi su richiesta, come ad esempio il monitoraggio delle coltivazioni dell'ambiente circostante, portando quindi dei benefici in tutto il settore agricolo. Altro balzo in avanti in ambito tecnologico, ci spostiamo nella provincia di Rovigo, dove si stanno svolgendo degli studi nell'ambito della biologia marina. Se pensiamo oggi che ancora il 60% della foresta amazzonica resta sconosciuto all'uomo, chissà quali meraviglie si nascondono nei nostri mari e che sono ancora un mistero per l'essere umano. Nel laboratorio ARPA, quindi di Rovigo, sono arrivati di recente nuovi macchinari, nuovi strumenti, come ad esempio un invertoscopio, che permette di fare scansioni automatiche dei campioni da analizzare e riesce ad identificare al meglio le forme di vita marine e inoltre riesce a suggerire anche al biologo l'area da investigare e se questa ha eventuali organismi o materiali tossici all'interno. Quindi qualcosa che porterà un beneficio anche al nostro ambiente. In ambito tecnologico, invece, dal 2020 ha aperto H-Farm Campus, che si trova a Catron, in provincia di Treviso, uno dei più grandi poli di innovazione a livello europeo, una struttura che è sostenibile, pensate, ed autosufficiente dal punto di vista energetico e che riesce ad essere edificata solo nel 10% in 51 ettari complessivi. Anche qui parliamo quindi di qualcosa che ha un grande impatto a livello ambientale e anche tecnologico. Come sempre ora io vi saluto, vi auguro un buon Veneto Regione, un buon Veneto Giornale e una buona serata. Buonasera e ben ritrovati ad Attuali Talk. Io sono Matteo Venturini e anche questa sera siamo in onda su Caffè TV24 a parlare di attualità. Caffè TV24 che è raggiungibile sul canale 88 per il Friuli Venezia Giulia, il 112 per la Lombardia, l'85 per il Veneto Orientale e per il resto dell'Italia dal 133 freccia su per le Smart TV, selezionare altri canali, Regione Veneto e Caffè TV24, oltre ovviamente allo streaming dal sito caffetv24.it. Stavo dicendo, come sempre parliamo di attualità, questa sera il tema è dedicato alla tecnologia e vado già a salutare i miei ospiti presenti in studio, partendo da Fabio Casetto. Buonasera Matteo e ben ritrovati a tutti. Giulia Bezzi, docente, speaker e content creator, oggi CDO per Flox. Ciao Matteo, grazie. Andrea Sivieri, titolare di Italix. Buonasera a tutti, è un piacere per me essere qui questa sera. E Giorgia Lucchetta. Buonasera a tutti. E il nostro pubblico presente in studio.
Ecco, come di consueto, ora passo la linea al mio collega, al nostro amico Alessandro Biz, che va ad introdurre con il suo contributo gli argomenti della serata. Buonasera a tutti voi, buonasera Matteo. Questa sera parliamo di tecnologia, parliamo di intelligenza artificiale. Viviamo in un'epoca in cui la parola digitale viene usata per spiegare quasi tutto: economia digitale, cultura digitale, impresa digitale. Ma dietro a questa parola spesso si nasconde una domanda molto più semplice: quanto siamo davvero pronti a vivere dentro la tecnologia che abbiamo creato? Per anni abbiamo pensato alla tecnologia come a uno strumento, un computer, un software, una rete, qualcosa che serviva per lavorare meglio, più velocemente, con più efficienza. Oggi però la tecnologia non è più soltanto uno strumento, è diventata un ambiente, è il luogo dove circolano informazioni, decisioni, relazioni economiche e perfino identità. Questo vale soprattutto per le imprese. Parlare di cultura digitale nelle aziende non significa soltanto comprare macchinari più moderni o adottare nuovi software, significa cambiare mentalità, significa accettare che il valore di un'impresa oggi possa essere sempre di più passa sempre di più attraverso dati, competenze e capacità innovative. Ma ogni rivoluzione tecnologica porta con sé anche una contraddizione. La tecnologia promette libertà, ma può creare nuove dipendenze. Promette efficienza, ma può ridurre lo spazio del pensiero critico. Promette progresso, ma spesso corre molto più veloce della nostra capacità di comprenderlo. E il simbolo di questa accettazione è senza dubbio l'intelligenza artificiale. In pochi anni siamo passati dall'idea che fosse un progetto per il futuro alla realtà di strumenti che scrivono testi, analizzano dati, producono immagini, prendono decisioni operative. È una trasformazione enorme, forse una delle più grandi rivoluzioni tecnologiche degli ultimi decenni. Ma proprio per questo l'intelligenza artificiale non è solo una questione tecnica, è una questione politica, economica ed etica. Chi controlla questi sistemi? Chi decide come vengono addestrati? E soprattutto quali limiti siamo disposti a porre? C'è poi un'altra domanda che attraversa il mondo dell'innovazione. L'intelligenza artificiale deve essere aperta o controllata? Il modello open source promette condivisione e sviluppo diffuso. I sistemi chiusi promettono sicurezza e controllo. E la verità probabilmente è che non esiste una risposta semplice. Ogni tecnologia riflette la società che produce. E quindi il vero tema non è soltanto quanto sarà intelligente l'intelligenza artificiale, ma quanto saremo intelligenti noi nel governarla. Perché la tecnologia può cambiare il mondo, ma la responsabilità di decidere come cambiarlo resta ancora oggi profondamente umana. Buona serata. E grazie ad Alessandro per il prezioso contenuto. Iniziamo con i nostri argomenti della serata. Quando si parla di tecnologia si spazia molto, quindi vorrei proporre agli ospiti qui presenti in studio delle domande un po' specifiche, appunto, che riguardano anche i vostri ruoli lavorativi. E partiamo da Giulia. Ne hai fatte tante nella tua vita digital, da freelance ad imprenditrice fino ad essere manager, con una parte molto importante legata alla diffusione della cultura digital. Come riesci a tenere in piedi tutto e soprattutto la tua azienda non ha paura di farti brillare? No, l'azienda Flux è contentissima, credo, perché se sei conosciuto comunque vuol dire che hai più possibilità di essere, no, trovato e di poter avere a che fare con altre aziende, per cui per fortuna mi lasciano libera di lavorare come voglio. E come faccio? Allora, attualmente faccio proprio con l'intelligenza artificiale, nel senso che una buona parte del mio lavoro effettivamente è stata sostituita dall'intelligenza artificiale. Non la faccio più io, la fa una macchina che è controllata naturalmente da noi esseri umani. Molto bello sentir dire che alla fine, insomma, diciamo che
l'ultima decisione spetta a noi. Per ora è ancora così, io me lo auguro e mi auguro che non ci sia nessun film che diventa realtà, perché ne abbiamo visti di ogni sulle intelligenze artificiali, però buona parte di quel lavoro è effettivamente l'intelligenza artificiale. Poi noi siamo in 6 in azienda e io ho una persona che mi segue costantemente, che mi dà supporto, che è la mia Stefania, come la chiamo sempre io, è proprio la mia Stefania, perché è una persona che mi segue da tantissimi anni, perché poi lo sai bene anche tu che condividi, diffondi contenuto, bisogna avere il tempo di studiare, bisogna avere il tempo di elaborarlo e avere lei che comunque mi aiuta per la parte grafica e di composizione del contenuto è assolutamente un vantaggio. In più anche lei riesce a fare più o meno il triplo di quello che faceva prima, effettivamente grazie all'intelligenza artificiale. Che sicuramente è un aiuto, soprattutto per chi fa un lavoro come il tuo, come il nostro, diciamo, anche perché proveniamo dallo stesso settore. È vero. E invece ad Andrea chiedo, che anche lui ovviamente abbiamo detto è titolare di Italix, di che cosa si occupa la tua azienda e qual è il tuo ruolo al suo interno? La mia azienda Italix si occupa di sviluppare siti internet, piattaforme di commercio elettronico o anche applicazioni web su misura. Anche noi stiamo cogliendo le opportunità di questa rivoluzione che è l'intelligenza artificiale e quindi le fondamenta dei nostri sistemi li stiamo ancora curando a mano con attenzione, anche tutta l'ossatura di sostegno che dà l'architettura generale, però oggigiorno è possibile sempre di più usare strumenti di intelligenza artificiale per sviluppare interi moduli. Ad esempio, un commercio elettronico aveva un problema con il sistema di statistiche perché per un problema di versioni non funzionava più niente. Abbiamo addirittura escluso il modulo che c'era e ne abbiamo sviluppato uno da zero nel giro di pochi giorni che dava dei risultati brillanti come se fosse stato sviluppato in mesi di lavoro di altri tempi, diciamo così. Questo per fare un esempio, poi ce ne sarebbero tanti altri. Bene, adesso faccio una domanda ai nostri due ospiti fissi, quindi a Fabio e a Giorgia. Nel vostro quotidiano quanta importanza ha la tecnologia? E riparto proprio da Giorgia. Beh, intanto grazie Matteo per la domanda che mi consente di raccontare qualcosa su di me, anche se è un po' difficile non dare una risposta banale perché in realtà credo che un po' tutti noi ormai utilizziamo moltissimo la tecnologia. Io sono una fruitrice convinta, non molto ottimista, ma convinta degli strumenti tecnologici, informatici, anche dell'intelligenza artificiale, sia nel mio lavoro e nel mio ambito, diciamo, professionale, sia nella mia vita di tutti i giorni. Oltre ad essere un aspirante giornalista, dove anche lì ovviamente mi appoggio alla tecnologia per informarmi, documentarmi, ma la tecnologia viene ancor più in rilievo nella mia attività lavorativa quotidiana, che io sono una consulente aziendale nell'ambito della conformità normativa, in particolare nell'ambito privacy e di cyber security. Quindi nel mio quotidiano cerco di aiutare i miei interlocutori, in genere sono aziende, a strutturare dei processi interni, una governance o comunque a sviluppare, perché no, anche dei progetti di software o comunque sistemi interni di gestione che siano da un lato conformi alla normativa sulla tutela dei dati personali e dall'altro sicuri anche dagli attacchi cyber. Quindi in questo mondo la tecnologia ha un ruolo un po' ambivalente, può essere uno strumento per aiutare la conformità dei processi, io credo sia un grande ausilio e una grande opportunità se letta e utilizzata nella chiave giusta, ma allo stesso tempo è un po' anche il cavallo di Troia, l'elemento debole attraverso il quale ci si può insinuare all'interno di un'organizzazione e sconvolgerne, diciamo, l'equilibrio e le dinamiche. Quindi come dicevo prima, sì, la utilizzo perché ovviamente fa parte del mio quotidiano, anche nella mia vita di tutti i giorni, insomma, la utilizzo, pur nella consapevolezza delle insidie che nasconde neanche troppo bene questa tecnologia.
farò degli esempi banali, ma insomma quando magari scarico un'app e mi si chiede l'accesso ai dati, l'accesso alle foto, al microfono, alla posizione, ho iniziato un po' per deformazione professionale, un po' perché ho capito come gira la storia, a chiedermi come mai, se usufruisco di un servizio gratuito, mi inizio a chiedere ok, ma qual è il sottostante, perché di solito questo me lo hanno detto tempo fa, ma quando utilizzi un prodotto e non paghi nulla, forse il prodotto sei tu, e quindi ho iniziato a farmi qualche domanda, quindi ecco, penso che la tecnologia non vada demonizzata, anzi è un aiuto sia per l'individuo che per il mondo corporate, per le aziende, può essere un importante anche strumento di business, però va moderato, va gestito con consapevolezza, ecco. Ecco, io passo la parola a Fabio. Allora, se Giorgia è il nostro smartphone, Fabio è il nostro telefono con la rotella, giusto? Bah, dipende. Ma allora, nel mio settore, che è quello prettamente delle regolarizzazioni immobiliari e dell'efficientamento energetico e comunque ristrutturazioni immobiliari, la tecnologia è molto importante in primis per tutto quello che è l'analisi dei fabbricati, quindi dalle misurazioni, i rilievi, a anche le analisi strumentali dello stato energivoro, di quanto energivori sono gli edifici o comunque per studiare un po' la salubrità degli immobili. Questo è molto importante. Le tecnologie di oggi migliorano sempre più e ci consentono di snellire molto il lavoro. Poi con i nuovi software che stanno uscendo e con le nuove piattaforme che sono anche gestite dall'intelligenza artificiale, ci si trova ad avere un quarto del lavoro bello che fatto. Rimane però sempre la parte umana, perché comunque, faccio un esempio, diciamo dello strumento più conosciuto che è ChatGPT, no? ChatGPT che comunque non è aggiornatissimo e per definizione, per struttura, tante volte dove non sa, inventa. E spesso, se non si sa cosa si chiede, la risposta che dà potrebbe essere anche fraintesa. Capita spesso, difatti, magari nell'interlocuzione con i clienti, che si interroga ChatGPT per, diciamo, uniformare un attimo la mail o la relazione, però partendo da un prompt corretto. Tante volte ti rispondono i clienti altrettanto furbi con ChatGPT, però capisci che magari se fino a ieri ti scrivevano senza virgole, senza punto, senza improvvisamente la punteggiatura perfetta, però magari ti scambiano un decreto ministeriale con una circolare del comune, probabilmente insomma, le interpretazioni di ChatGPT bisogna anche conoscere. È anche curioso questo, magari ne parleremo dopo anche, insomma. Comunque è curioso questo, però al netto di questi curiosi teatrini che capitano penso in tutte le professioni. Sì. Decisamente. Ecco, al netto di questo, se usata bene aiuta. Faccio un esempio banalissimo di qualche giorno fa. Esistono degli strumenti che ti consentono di effettuare dei rilievi degli edifici e automaticamente trasmettere i dati in ufficio e in automatico, con dei software che poi sono stati anche personalizzati, in automatico torni in ufficio, ti ritrovi già ricostruita l'immobile, ti ritrovi già anche, se precaricato anche lo stato legittimo, ti trovi anche già evidenziate di rosso le difformità. Un'operazione che tra rilievo e tutto adesso in 2 ore, 2 ore e mezza con un immobile da 100 metri quadri lo fai. Fino a 2 anni fa questa operazione qua richiedeva 2 giorni di lavoro. Quindi tra verifiche, controlli, rilievi, trasmissione dei dati, AutoCAD, ogni tanto che va in crash il computer, ogni tanto Windows si prende i suoi tempi, quindi ecco, quindi c'è un grosso, io ti parlo del mio settore perché ovviamente non conosco i settori appunto degli altri ospiti, però nel mio sto vedendo che aiuta molto. Poi anche lì dipende anche dalla struttura che uno ha alle spalle, perché insomma se si è ben strutturati, si hanno anche le capacità economiche di stare a passo coi tempi e tanto di agevolato, altrimenti insomma bisogna fare anche delle scelte. Poi insomma è che credo sempre che i soldi meglio investiti appunto sono quelli che investi nella tua attività, quindi per migliorarla, per progredire, per essere insomma sul pezzo quando ti presenti al cliente. Ecco, quindi. Hai detto una cosa molto interessante, perché molte persone in effetti utilizzano la tecnologia in una maniera non sbagliata ma inappropriata, proprio perché manca un'alfabetizzazione digitale, ovvero c'è fino a un certo punto, diciamo fino a alcune persone vengono raggiunte in automatico, cioè chi è nativo digitale chiaramente ha grossi vantaggi, chi invece non lo è
ha delle grosse mancanze. Utilizzare un'intelligenza artificiale è molto semplice perché di fatto è come scrivere su Google, diciamo così, è un prompt di testo, quindi è facilissimo, ma bisogna anche sapere cosa scrivere e come scriverlo. Quindi poi dopo, tra l'altro, parleremo di contenuti anche con tutti i nostri ospiti, in realtà con tutti e due, perché di fatto, bene o male, è uno degli argomenti più importanti in un'attività come la nostra, ripeto, perché anch'io di fatto mi occupo di comunicazione. Ripartiamo da Andrea. La tua realtà in cosa si contraddistingue rispetto alle altre aziende dello stesso settore? Sì, noi crediamo tantissimo nel software open source e negli standard aperti, e quindi praticamente tutto quello che facciamo è basato su Linux, software libero, progetti in cui ci rimangono nel tempo, ci rimane il controllo sui sorgenti, e noi a nostra volta lasciamo i sorgenti che sviluppiamo ai nostri clienti. Quindi c'è la sicurezza di poter avere la disponibilità delle soluzioni informatiche nel tempo, senza il rischio di lock-in, senza il rischio di sorprese. Mi collego ai discorsi interessanti che sono appena stati fatti, aggiungendo una cosa: sì, oltre a volte ad avere allucinazioni e quindi inventarsi le cose, l'intelligenza artificiale ha una grande tendenza a compiacere chi sta facendo le domande. Quindi se capisce che la persona la pensa in un certo modo, c'è il rischio di finire in una bolla costruita attorno alla persona per farti felice, ti sta dietro. Ecco, a volte potete provarlo anche voi da casa. Quando chiedete a ChatGPT o qualsiasi intelligenza artificiale, è vero che le cose stanno così, ecco, anche solo aggiungere oppure no, questo oppure no apre un mondo, perché l'intelligenza artificiale si sente allora la libertà di proporti anche altri modi di pensare senza ferirti. Se invece dici solo il tuo modo di pensare, rischi di essere ingabbiato là. Quindi questa è una cosa interessante delle nuove tecnologie. Come dicevi tu, per usarle al massimo potenziale è anche necessario saperle usare, diciamo. Guarda, mi è fatto venire in mente una cosa curiosa. Noi un paio di anni fa abbiamo condiviso un progetto insieme, se ti ricordi, e mi ricordo mi raccontavi delle tue primissime esperienze con l'intelligenza artificiale e facevi delle domande esistenziali all'intelligenza artificiale, ti dava risposte anche incredibili per l'epoca, perché oggi sappiamo come funziona e quali sono i risultati, ma già allora ricordo era tutta una novità, Stiamo correndo in maniera molto veloce, c'è da dire, quindi le differenze tra 2 anni fa ed oggi sono pazzesche. Sì, è bello che l'intelligenza artificiale di media ha letto anche tantissimo di testi antichi e di grande sapienza, e quindi sapendola interrogare dà anche spunti veramente validi. Era divertente 2 anni fa che se facevi qualsiasi domanda di politica ed era sulla politica americana, rispondeva in maniera abbastanza corretta. Se facevi domande di politica italiana, cannava completamente, cioè sbagliava, non sapeva neanche dire in che partito proprio era una certa persona e inventava in maniera deliberata. Quindi quando non ha fonti state attenti, perché Inventa. Oggi è un po' più controllato, comunque è cambiato anche l'approccio come si può dire, impiegare, diciamo, informazioni piuttosto che altre, e quindi l'elaborazione finale è ovviamente un po' più controllata, anche se, come abbiamo detto, non è del tutto controllata. Però bisogna capire, Matteo, anche se la versione in cui sono aggiornati ChatGPT fino a poco tempo fa era aggiornata a ottobre 2024. Adesso mi pare che dagli ultimi prompt abbiano spostato dipende avanti. se paghi oppure no. No, a pagamento, parlo della versione a pagamento. La versione a pagamento mi pare che sia a ottobre 2025, o settembre, quindi mancano ancora comunque un 4-5 mesi
di Può essere. aggiornamento di notizie. Beh, ho visto addirittura alcune intelligenze artificiali che erano aggiornate su argomenti degli ultimissimi mesi, anche tensioni internazionali, e quindi veramente si è accelerato il ciclo di aggiornamento. Beh, arriveremo a un aggiornamento quotidiano, immagino, sarà quello poi il... Probabilmente. E in più le ultime versioni stanno usando molto di più il deep think, quindi non dicono subito la prima cosa che gli viene in mente, però a volte pensano tra sé e sé, alcune varianti, se le controllano, guardano se hanno fonti, è un po' più controllato quello che dicono e pensano un po' di più. Domanda a Giulia. Il tuo sito web racconta una storia molto interessante che tu chiami dalla ricerca alla relazione. Ci puoi sì. raccontare perché sei arrivata alla conclusione che è tempo di cambiare il modo di approcciarsi al web? Guarda, secondo me è già cambiato da un pezzetto e che vogliamo ancora essere, non so, dei nostalgici romantici, non credo che ci sia un altro motivo. La realtà è che noi non abbiamo veramente più la stessa fruizione. Se te pensi che, solo oggi lo leggevo, guarda, fatalità, tutte le testate giornalistiche, ma tu lo sai meglio di me, con l'arrivo dell'intelligenza artificiale anche su Google, quindi senza fare grandi cose, ma la ricerca che si fa ora non è la ricerca che si faceva una volta, è totalmente cambiata. Poi c'è gente che ancora non se n'è accorta, questa è la cosa bella, però è cambiato totalmente. Abbiamo anche dei crolli dell'80% di visite all'interno dei siti, il che significa che con l'80% di crollo di visite, perché semplicemente Google risponde già una volta che tu gli fai una domanda, io per prima faccio fatica a cliccare un sito e vivo cliccando siti dalla mattina alla sera, perché fa parte del mio mestiere. Se te pensi a questo, è ovvio che non è che sia meno importante la ricerca, perché le persone continuano a cercare. Google è ancora il motore di ricerca più usato al mondo, nonostante ci siano stati grandi proclami, ChatGPT scende, per darvi un'idea, ma è cambiata proprio il tipo di ricerca, per cui se si arriva a cliccare un sito è perché proprio ci interessa quel sito o ci abbiamo in mente il brand, quindi sappiamo che quel determinata persona o determinata azienda è talmente conosciuta che vale la pena di entrare nel sito per acquisire nuove informazioni. Per cui per me è dalla ricerca. La relazione io comincio a pensare sempre di più, un po' perché lavorando in un'azienda che proprio si occupa di far sì che la relazione sia forte, perché quello che fa la marketing automation è riuscire a prendere il contatto della persona e poterti a quel punto seguire nei tuoi vari giri nel sito o nella newsletter, nella parte di email, per tenere il tuo contatto, e a quel punto lì, una volta che io ho il tuo contatto, è molto più semplice disintermediare dalle altre regole, no? Del web stesso. Però secondo me una delle cose che stanno accadendo di più è, io lo dico sempre, siccome ci tocca ancora lavorare 8 ore, io non so se domani ci risparmieranno le 8 ore, ce ne daranno 2 e ci pagheranno per 8. A me, quando accadrà, eccomi qua, sono prontissima, però finora non accade questo, per cui alla fine, nel momento in cui tu in ogni caso accorci e ottimizzi dei tempi, perché non è solo un accorciare, perché è riduttivo, cioè per me è proprio un'ottimizzazione del mio tempo all'interno dell'ufficio, significa che io ho più tempo per gestire le relazioni, che alla fine ricordo che il passaparola è ancora la leva di mercato più importante che abbiamo. Per cui se l'intelligenza artificiale mi permette di andare a stringere più mani, andare a fare più pranzi, ovviamente stando attenti perché alla fine ci viene il diabete, però il senso è, se cominciamo a pensare che la relazione si sposta effettivamente o sul contatto diretto, che è proprio il classico contatto della marketing automation per intenderci, o nella realtà, significa che a quel punto la relazione one-to-one è molto sana. E del resto, guardiamo i negozi. Cioè, io lo penso costantemente. Prendo l'estetista cinica, che non so se a voi dice qualcosa, ma insomma, questa signora è partita da niente e ha creato un impero. Beh, ha creato un impero online, ma ha deciso di crearsi l'impero offline e quindi ha i negozi. Il motivo per cui ce li ha è che alla fine la gente tocca la gente, ha bisogno di stare nel concreto. Credo che questa sia una
una parte buona della rivoluzione AI-centrica, diciamo. Io prima di cedere la parola ai miei colleghi vorrei però chiederti un'altra cosa, Vai. approfitto di te. Vai. Si è parlato molto e si parla ancora di SEO, Sì. però la maggior parte delle persone non sa che cosa sia, quindi... No. Che cosa lo usiamo a fare? No, allora, banalmente la SEO è se c'è un sito che risponde per primo a una ricerca, quello non è un caso, è qualcuno che, come me, ma io ormai insomma faccio supervisione, non lo faccio più di persona, fa in modo che quel sito sia primo. Cioè noi facciamo una ricerca, attualmente non è più così, ma fino a un po' di tempo fa c'erano diversi risultati, più in alto sei e più bravo sei stato ad aver fatto quella che si chiama SEO, Search Engine Optimization. E poi è anche vero che se tu sei un brand conosciuto è ovvio che sei più in alto e questo si è visto nei secoli dei secoli, amen, ma è normale, funziona così, cioè non c'è niente da fare. Chi prima arriva. Allora, chi prima arriva, secondo me, è anche chi ha fatto il bene della propria azienda. Se noi domani mattina dovessimo nulla a offendere H&M, prendo un H&M, gli metto il marchio Dolce & Gabbana e lo vendo al prezzo Dolce & Gabbana, tutti direbbero che grande figata. La realtà è che è un H&M con un pricing molto più basso, che è normale che sia così perché H&M nasce pop, e nessuno se ne renderebbe conto. Allora, non è che Dolce & Gabbana è arrivato prima. Dolce & Gabbana è stato bravo a far valere il proprio marchio, che è la normalità della pubblicità, cioè proprio la leva aurea. Una Giulia può costare di più di un SEO molto più bravo di me che però non conosce nessuno, perché comunque è la bellezza di aver fatto un lavoro, diciamo, di promozione. Semplicemente, quindi secondo me non è chi prima alloggia, ma chi è stato più bravo a mostrarsi. Poi, Il più bravo, il più furbo, poi dipende da... anche sì, se non hai il prodotto o servizio, secondo me a un certo punto non regge. Chiaro. Solo il brand, ecco. Ultimissima parentesi, Vai. è ancora content is king con l'intelligenza artificiale? E spieghiamo anche che cosa vuol dire, perché adesso io sto parlando in arabo per lo più delle persone che mi ci E stanno fai tradurre a ascoltando. me. Non ho capito Sì. questa cosa che io ti devo tradurre Guarda, io in dico una l'arabo. cosa, la dico, io sono venuto a fare un corso di aggiornamento da te qualche anno fa, quindi sicuramente sei più brava di me. Allora, content is king si diceva, ma si può dire ancora perché noi comunichiamo nel web attraverso il contenuto. Inizialmente era solo contenuto scritto, attualmente abbiamo i social, abbiamo YouTube che insomma lavora con la parte video, possiamo ascoltare podcast, sempre contenuto è. Cioè non cambia il concetto è per comunicare devo utilizzare delle parole che gli altri devono in qualche modo comprendere, per cui è il re indiscusso del web. Secondo me lo è ancora, non è che l'intelligenza artificiale ha tolto l'opportunità di avere dei contenuti di valore, bisogna però un po' ragionare secondo me al contrario. Io sono molto polemica, tu lo sai perché mi segui su LinkedIn, con chi utilizza l'intelligenza artificiale per la pigrizia di non sapersi scrivere un contenuto. Allora a quel punto là l'intelligenza artificiale rende il contenuto molto no king, molto poor, cioè è proprio povera la faccenda, ok? Quando però viene utilizzata l'intelligenza artificiale per esprimere un proprio concetto che magari non tutti siamo capaci di scrivere perfettamente in italiano, ma secondo me ci sono delle persone che hanno dei concetti meravigliosi da poter esprimere, a quel punto il contenuto è ancora un contenuto di valore, perché in ogni caso l'output di un cervello pensante che ha cercato di trovare la soluzione migliore per poterlo esprimere. E secondo me questo vale per tutto. Van Gogh aveva il pennello e faceva delle cose pazzesche. Ci sono persone ora che utilizzano le intelligenze artificiali e fanno delle cose pazzesche. Io non sarei capace di farle. È un cambio, cioè sono due cervelli diversi, Certo. due esperienze diverse e due output differenti. Non cambia nulla. Bella interpretazione. Grazie. Grazie. E invece chiedo
a Giorgia e Fabio. L'innovazione tecnologica offre diverse soluzioni che vengono incontro alle esigenze quotidiane. Ci sono degli strumenti che ancora non utilizzate ma che vorreste integrare, magari conoscendone di più le caratteristiche? Ripartiamo da Fabio. Sì, Matteo, c'è un mondo in ogni settore, in ogni disciplina, in ogni professione c'è sicuramente un mondo. Allora, parlando sempre del mestiere che esercito io, senza dubbio, confrontandomi anche con altri colleghi, con strutture, o meglio con realtà molto più strutturate, insomma, realtà anche di un certo spessore che operano anche su tutto il territorio nazionale, scopro grazie a loro, magari anche così, quando ci si scambia, ci si frequenta o ci si trova a bere un caffè in ufficio per le famose relazioni di cui sopra, ecco, e lì sono i momenti più belli perché si vengono a conoscere non solo persone ma anche aggiornamenti tecnologici, perché poi le persone portano le loro esperienze si tramutano in nuove tecnologie, nuovi mercati, nuovi mondi. Ultimamente si parla veramente di nuove tecnologie nel mio settore. Quindi sì, Matteo, ci sono senza dubbio, poi bisogna fare delle scelte, lo dicevo nell'intervento di prima, dipende poi anche dalle potenzialità che una realtà può avere. La mia struttura è una realtà locale che, diciamo, segue il cliente in una maniera, diciamo, professionale, però non di massa. Quindi per volontà mia, personalmente, non mi interessa fare i 70 cantieri al mese o le 70 analisi al mese, preferisco farne meno, comunque con una buona tecnologia, ma un prodotto, diciamo, di qualità, più ricercato, più mirato, eccetera. Ci sono invece realtà che magari hanno preferito, che so, utilizzare altre piattaforme e vendere, che so, le certificazioni energetiche piuttosto che le valutazioni a prezzi bassissimi, però utilizzano delle tecnologie molto evolute che hanno dei costi ma li ammortizzano sui grandi numeri. Quindi dipende dalle scelte. Secondo me è molto intelligente la domanda, ma se la poniamo a 20-30 settori, ognuno dà una risposta diversa e ognuno in base alle sue esperienze, alla sua anche dimensione nel mercato, no? Quindi io rispondo per me. Se domani interroghiamo qualche magari collega o qualche ingegnere di strutture con i 150-200 dipendenti, la risposta sarà diametricalmente opposta della mia. Però per sintetizzare, sì, la tecnologia è importante, l'importante è conoscerla, sapere dove si sta andando e poi si fanno delle scelte se può essere utile o no, o se è sostenibile. È inutile fare un investimento di 70.000 euro per una tecnologia che non la ammortizzi, ok? Oppure decidi di farlo, ma bisogna anche decidere di fare anche un salto aziendale che non sempre uno può voler fare. Non è detto, parlavamo proprio prima fuori onda, che tante volte insomma si preferisce magari avere più tempo per sé e meno responsabilità piuttosto che diciamo vendersi al lavoro in tutti i sensi. Sono scelte, insomma, quindi ecco. Giorgia? Sì, beh, mi ricollego a quello che diceva Fabio, perché un po' la mia risposta è in qualche modo simile. Dicevo prima, io ho due, diciamo, profili, da un certo punto di vista lavoro nel mondo della comunicazione, dall'altro nel mondo aziendale, quindi mi trovo spesso e volentieri a che fare intanto con interlocutori di diverso tipo e con anche realtà e contesti molto differenti. Quindi quello che mi piacerebbe conoscere di più sono proprio le differenze tra intelligenze artificiali differenti, perché mi rendo conto che rivolgendosi all'una piuttosto che all'altra si ottengono risposte e output molto diversi e di valori molto differenti. Quindi mi piacerebbe, e su questo sto cercando anche di lavorarci, di documentarmi, ogni tanto faccio delle prove, dei test nella mia vita di tutti i giorni per vedere cosa ne esce, ma mi piacerebbe sapere esattamente, per ridurre ancora di più il tempo da dedicare alle lavorazioni più, diciamo, più rognose, sapere esattamente a quale intelligenza artificiale rivolgermi. Io vedo che, perlomeno quando mi relaziono appunto con o clienti oppure comunque colleghi, ognuno mi dà un consiglio diverso, mi dice ma per questo chiedi a un'intelligenza, a un'AI piuttosto che a un'altra.
sono le stesse intelligenze artificiali a volte che mi dicono e mi rimandano a una loro collega, tra virgolette. Questa cosa mi fa incredibile, cioè mi fa impazzire, perché la prima volta che mi è successo ho detto ma cavolo, mi sta mandando dall'amica sostanzialmente, quindi credo sia questo su cui voglio lavorare. Poi ovviamente credo che l'intelligenza artificiale possa dare a tutti enormi margini di apprendimento e crescita se ben utilizzata e indirizzata, per cui sicuramente ci sarà ancora tanto altro da scoprire, sicuramente. Guarda, io credo una cosa, hai detto delle cose molto interessanti, ma la strada secondo me sarà proprio questa. Se oggi si lavora tanto sulle nicchie, le nicchie di mercato piuttosto che andrà a finire allo stesso modo, quindi Esatto. l'intelligenza artificiale sarà pensata per una determinata nicchia, e ce ne saranno tante quante sono le nicchie che stiamo utilizzando, che stiamo cercando, quindi anche secondo me quello sarà il futuro. E continuiamo a parlare di intelligenza artificiale. Una domanda che faccio a tutti voi: l'intelligenza artificiale sta trasformando la società con grande rapidità. I poteri forti, sono notizie tra l'altro di questi giorni, si stanno contendendo le regole del gioco. Come andrà a finire, Andrea? Qui possiamo vedere sostanzialmente, secondo me, due concezioni filosofiche. Una che è quella di Peter Thiel, che immagina organizzazioni guidate da scienziati, da esperti, grosse corporation, che spingono alla massima velocità per quanto riguarda lo sviluppo tecnologico e il progresso, e cercano anche di affrancarsi dalle regole date dagli stati nazionali. Ormai queste corporation spesso sono multinazionali, in vista anche di andare su Marte, allungare la vita, portando avanti le frontiere della medicina. Il tutto con meno regole possibili da una parte, però da un'altra parte sviluppando sistemi chiusi un po' a cattedrale, con una certa segretezza, e poi magari ai cittadini offrendo nuove comodità, tanti servizi, tante cose di cui poi non potranno più fare a meno, però considerandoli un po' come una mandria da guidare, che deve solo fidarsi, a cui non bisogna dire tutto. E questa è una delle due concezioni filosofiche. L'altra, secondo me, come filosofia, è quella portata avanti da Simon Dixon. Lui è uno dei massimi esperti mondiali di criptovalute, però si interessa anche di informatica e tecnologia in generale, e lui sostiene la necessità che non debbano essere le grandi corporation, che già sono forti, diventare ancora più forti, ma debba essere ogni singolo cittadino a essere potenziato, a autoistruirsi per usare i nuovi strumenti, diventare competente per difendere la sua privacy, anche dal punto di vista finanziario, capire le differenze tra i vari tipi di moneta, anche tra i vari tipi di software, capire i pro e i contro dei diversi tipi di software. E quindi Simon Dixon è più per uno sviluppo delle competenze e delle tecnologie distribuito un po' secondo il modello che si usava chiamare a bazar, diciamo, a rete, ed è anche un po' la posizione su cui mi trovo io personalmente, diciamo. E aggiungo una piccola chicca a quello che dicevi sulla SEO. Oggigiorno è diventato utile non solo portare online contenuti, che è sempre più facile anche aiutarsi a esprimere in italiano corretto le proprie idee, o anche sviluppare grafiche, video, di tutto. È interessante nei propri siti internet, e questo potete provarlo anche voi da casa, pensare di andare sul sito schema.org, che è una collaborazione di tanti motori di ricerca,
in cui viene spiegato un linguaggio di micro-tagging con cui si possono arricchire i contenuti del vostro sito con questi micro-tag nascosti che aiutano l'intelligenza artificiale a capire il ruolo delle diverse parti della pagina. Però. Ad esempio, in questa sezione c'è descritta l'azienda, in quest'altra sezione ci sono le sedi con degli indirizzi, in quest'altra sezione viene nominato un libro. Se voi arricchite la pagina con questo micro tagging, è possibile che l'intelligenza artificiale, quando interrogata, vi possa nominare tra i primissimi esempi per rispondere alla domanda, perché il vostro sito l'ha capito molto più degli altri perché gliel'avete spiegato. Quindi sono cose importanti da seguire, altrimenti rischiate di essere nell'80% di quelli che non sono più visualizzati. Proprio per il problema che dicevamo prima, tra l'altro. Quindi Esatto. tornano di moda i tag, ecco, così, una cosa interessante. No, Beh, ma non d'altronde l'intelligenza artificiale da una base deve pur partire, quindi è normale. Giorgia? Sì, allora, diciamo che penso che il come andrà a finire non sia già predeterminato, nel senso che non credo che l'evoluzione della tecnologia e dell'intelligenza artificiale possa essere già scritto o dipendere unicamente dalla capacità e rapidità evolutiva di questo strumento. Credo dipenda tanto anche dalle scelte politiche, economiche, culturali che insomma si stanno facendo in questo periodo e che però a tratti tendono a orientarsi verso interessi un po' differenti o comunque distanti da quello collettivo. Credo dipenda un po' da quello che dicevi tu, Matteo, ovvero dal fatto che la capacità di sviluppare modelli avanzati di intelligenza artificiale ormai si sta concentrando in una cerchia ristretta di aziende private, quindi non istituzioni pubbliche, non autorità pubbliche, ma aziende. E credo non sia un dettaglio tecnico di poca valenza, ma è ormai una caratteristica strutturale del sistema. Mi sono un po' documentata, penso che questo dipenda dalla struttura stessa dello strumento che è l'intelligenza artificiale, per creare il quale servono 3 elementi: dati, e quindi chi ha accesso a grandi quantità di dati parte da un punto indubbiamente di vantaggio. Pensiamo a Google con una banca dati di ricerche di utenti ormai pluridecennale, a Meta che può addestrare i sistemi di intelligenza artificiale sulle interazioni di miliardi di persone, di utenti, anche a Microsoft con, insomma, adesso sto citando i più conosciuti, più noti, ma ce ne sono altri. Serve poi capacità di calcolo, potenza computazionale, diciamo, quindi addestrare oggi un sistema di intelligenza artificiale a livello avanzato chiede investimenti ingenti in termini di hardware e di energia. Tra l'altro ho letto insomma che le aziende che sviluppano e producono i chip necessari per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale sono ormai concentrate in pochissime o comunque in un numero molto ristretto di aziende. Le stesse aziende che poi hanno una capacità patrimoniale tale da potersi permettere di strapagare ricercatori o comunque talenti del mondo tech che poi si prestano a sviluppare questi strumenti a vantaggio dell'azienda, piuttosto che ovviamente poi l'azienda è sul mercato, persegue un interesse economico, persegue gli incentivi che il mercato dà, che fisiologicamente tante volte si allontanano un po' dall'interesse collettivo della tutela dei diritti, della trasparenza del mercato, eccetera, eccetera. Quindi non so come andrà a finire, ma secondo me, almeno quello che mi auspico, per dirla un po' alla Montesquieu, diciamo, mi piacerebbe ci fosse un po' più di separazione dei poteri, dei centri di potere, cioè anche perché spesso e volentieri queste aziende non solo hanno un potere economico, ma hanno anche un potere regolamentare, in qualche modo vengono chiamate nei tavoli di lavoro, nelle aule di lavoro dove si decide come regolamentare il settore, e non come soggetto vigilato, ma come interlocutore privilegiato che grazie all'esperienza maturata nel settore porta la propria competenza per in qualche modo orientare le regole del gioco. Quindi poi alla fine le regole se le fanno e se le scrivono
e se le applicano da soli. Possiamo Quindi- chiamarlo potere politico? Esatto, esatto. Quindi per quello dicevo, richiamando appunto un concetto applicato anche alla politica, alla separazione dei poteri, perché servono autorità di vigilanza indipendenti, una comunità scientifica autonoma, anche una società civile informata, come si diceva prima, e poi anche ovviamente il potere economico delle aziende, senza le quali inevitabilmente si potrebbe produrre poco. Quindi un insieme di tutto questo, ma ben calibrato. Giulia? Allora, guarda, io penso solo a questo. Se mi mettono nelle condizioni di incontrare Neo di Matrix da qualche parte, mi va bene tutto. Possono fare ciò che vogliono per quanto mi riguarda. La metto così e così, perché qua sono discorsi, Matteo, è impossibile. Cioè, per quanto mi riguarda, quando sento fare un po' di proiezioni del futuro, ho veramente paura delle proiezioni che sento, nel senso che hanno difficili fondamenta, ok? Nessuno di noi non è la rivoluzione industriale, non è quello. Quando mi sento dire no, ma è come quando... No, non è la stessa cosa, è assolutamente una cosa differente. E non ne abbiamo, secondo me, noi, e io dico sempre, per ora le cose vanno così, domani non lo so, ma non abbiamo realmente l'opportunità di comprendere già dove sono arrivati senza di noi. In noi intendo comuni mortali che utilizziamo, chi utilizza i prompt, chi come me per dire sviluppa gli agent, ok, però magari sono un po' più evoluta, ma in ogni caso c'è gente in questo mondo che ne ha già viste di ogni e non abbiamo assolutamente neanche l'idea di quello che può essere, no? Per cui è un po' difficile fare delle proiezioni future. Quello che mi auguro non è tanto la proiezione futura, ma è davvero che per una volta si impari dal passato, cioè nel senso che non ci siamo riusciti da nessuna parte, per cui mi auguro che a un certo punto uno dica, vabbè, nel passato abbiamo fatto dei grandissimi errori di presunzione nello sviluppo della qualsiasi, che sia la volta buona, che ci mettiamo un po' con umiltà e pensiamo che questa rivoluzione che lo è, e non è una rivoluzione digital, tu parlavi del tuo mondo, ma la realtà è che non c'è un mondo che non è toccato da questo tipo di rivoluzione. Guardavo l'altro giorno giusto l'agricoltura, per cui ho detto io da zappare la terra e sono a postissimo, però mi sa che saremo in troppi a zappare terre. E per cui ti dico, quello che mi preoccupa di più non è tanto quello che sarà il futuro, ma è la capacità dell'essere umano di pensare per una volta all'essere umano. Mi fa sorridere perché hai detto l'agricoltura. Io proprio 2 settimane fa ho scritto un articolo sull'agricoltura e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, quindi ecco, a confermare che neanche quel settore lì rimane... Guarda, ed è quello che sarà meno colpito, pare, cioè a vedere ora da quelle che sono le ultime statistiche. Vedremo. Io ho scritto cose diverse da quello che stai dicendo tu. Esatto. Quindi vedremo se ho indovinato oppure no. Vedi, saremo a vedere. In caso andremo io e te a zappare la terra. L'orto, il piccolo orticello, quello non se lo toccano. Perfetto. Fabio? Guarda Matteo, premetto che chi mi ha preceduto, ognuno ha fornito dei spunti che mi trovano concorde, ma soprattutto l'ultimo, cioè, se avessimo una sfera di cristallo. Allora, faccio un po' un mix proprio perché mi trovo concorde. Purtroppo... Allora, non sappiamo, già 4 anni fa se avessimo fatto una puntata parlando di tecnologie non avremmo neanche menzionato ChatGPT, 3 anni fa. Vero. Quindi, ed è ieri, 3 anni fa, 3-4 anni fa, ieri. Parlare di cosa sarà fra 2-3 anni con la velocità che sta avendo la tecnologia, che, è inutile negarlo, per un 5, 6, 7 anni è stata abbastanza, diciamo... piatta è una parola grossa, però non ha avuto una crescita enorme. Da 4 anni a questa parte, con l'introduzione delle piattaforme dell'intelligenza artificiale, è schizzata.
come lo fece negli anni 90. Mi ricorderò sempre nella fine anni 90, quando ti arrivavano a casa i volantini dei computer, Pentium 75, settimana dopo Pentium 90, poi Pentium 100, Pentium 120 e via. Stai dicendo che siamo delle persone molto sagge in questo momento, giusto? Okay. Ecco, esatto, molto saggio, mi piace. Sì. Ecco, e quindi c'è stata una crescita esponenziale negli anni 90, poi un piccolo rallentamento che i primi anni 2000 di nuovo schizzato, adesso siamo dentro una curva che pronosticare quando toccherà il punto di flesso non ci chiamiamo Nostradamus, nessuno di noi quattro. Credo però che, qualcuno l'ha detto, ci sia di mezzo quelli che tu hai chiamato poteri forti, cioè non è questione di essere complottisti, negazionisti, però c'è sempre qua in mezzo si dice titolo quinto chi Gaschega ha vinto, cioè tradotto per chi ci segue da fuori ragione, i soldi comandano, i soldi sono politica nel senso di politiche aziendali, politica della rotta che voglio prendere. Tradotto sempre, credo che queste intelligenze artificiali dipenderanno molto da chi le guida. Già la differenza che menzionava qualcuno prima tra un'intelligenza e l'altra, che danno delle risposte anche diverse, vuol dire che alla base c'è qualcuno che le ha istruito e le ha programmate in maniera differente, secondo sensibilità differenti. Esatto. Correggetemi se sbaglio, siete molto più esperti di me. Sì. Sto cercando da profano di sintetizzare. Ecco, il timore mio personale è quello che nel futuro, più di come sarà la curva esponenziale, mi preoccupa più magari i contenuti o chi le sfrutterà e chi le programmerà queste intelligenze artificiali, perché ho paura che la situazione possa, come si dice nella battuta, possa sfuggire di mano. Ecco, questo è un pochettino il sunto di quello che volevo dire. Ecco, un applauso. Allora, ora ci prendiamo qualche minuto di pausa, non cambiate canale, restate con noi. Rieccoci in diretta su Caffè TV24 e parliamo di etica e tecnologia. Quale deve essere l'equilibrio? Ripartiamo da Giulia. Bella questa domanda, quale deve essere l'equilibrio? Allora, sposterei sull'etica e abbasserei la tecnologia. Questo però in generale. Direi che ci siamo un po' persi l'etica per strada. Non è una questione di tecnologia. Ti dico, io ho un periodo che non sono del tutto positiva nei confronti della specie umana, quando invece sono sempre stata una persona molto molto propensa e anche innamorata dell'uomo come veramente come entità. Gli ultimi anni devo dire che mi stanno abbastanza, come si direbbe, diludendo, per cui faccio fatica a dirti. Io vorrei meno tecnologia da una parte e vorrei molta più etica, o quantomeno sono convinta che nel momento in cui l'etica esistesse sul serio probabilmente avremmo anche meno timore della tecnologia, perché poi l'abbiamo detto prima ed è così. Diciamo che è semplice tenere un popolo ignorante quando c'è una tecnologia che galoppa, no? Io mi sento ignorante, cioè io mi sveglio la mattina e mi dico oggi non sarò al passo con quello che faccio, cosa che non accadeva fino a pochissimo tempo fa. Anzi, vi dirò di più, io mi dicevo vabbè, visto che più o meno ormai le so tutte, da adesso in poi, ma vivo anche un po' di esperienza e mi siedo un pochino di più sugli allori. La realtà è che mi sono svegliata la mattina in cui è iniziato il cinema e io non ho un giorno in cui non mi trovo ad avere una nuova versione e quindi una nuova implementazione e quindi qualcosa di nuovo da dover sapere. E sono indietrissimo, cioè comunque non posso essere al passo. Questo significa che la maggior parte della popolazione non è assolutamente in grado di gestire questa tecnologia. Ma lo vediamo nelle aziende, tutti vorrebbero avercela perché c'è un'ottimizzazione, abbiamo dei tempi che vanno molto ristretti, possiamo licenziare le persone. Possiamo licenziare le persone. Sì, bello, peccato che non riusciamo neanche a capire come poterla utilizzare per fare una cosa del genere. Il che significa che avere troppe persone ignoranti, ignoranti da
ignoranza, quindi non in senso Che non offensivo, sanno, diciamo. che non sanno, mette secondo me a rischio, anche solo se pensiamo un domani qualcuno che ci chiederà di votare, magari sull'uso di una tecnologia piuttosto di un'altra, con che titolo, in che modo? E questa è una questione etica. Poi che da una parte, e per fortuna, e chiudo, ci sia un rallentamento, perché probabilmente io lo vedo con i contratti, con le intelligenze artificiali, è un macello, perché non si è ancora approvata precisamente tutta la parte per il garante della privacy, per intenderci, quindi ogni volta che devi creare dei contratti, aiuto diventa ok, ma quell'aiuto diventa, forse in questo momento è la tutela etica che ci permette di rallentare lo sviluppo tecnologico per trovare delle soluzioni allo sviluppo tecnologico, per vivere meglio, perché sennò diventa sì un massacro. Quindi più etica, meno tecnologia e anche più umanità, mi pare di capire in tutto Assolutamente questo. sì, quella vera però. Quella vera, Sì. quella reale. Andrea, Eccomi qua. In un mondo sempre più dominato, già lo vediamo in 2 anni cosa sta cambiando, dall'intelligenza artificiale, ma gli anni prossimi sarà anche dalla robotica, quindi macchine, ma anche robot umanoidi. A me è venuto in mente che torneranno a essere importanti le leggi della robotica che nominava Asimov, l'autore di fantascienza. Si diceva in questi racconti, in questi romanzi di fantascienza, ai robot, in primo luogo, non danneggiate gli umani, non danneggiate l'umanità. la regola numero 1 era. Esatto. La regola numero 1. Poi, seconda regola, obbedite agli ordini se non contravvengono alla regola del numero 1. Esatto. Poi, terza regola, preservate voi stessi se non contravviene alla regola numero 2 e se non contravviene alla regola numero 1. E non è un buon segno che proprio nelle ultime settimane si è sentito dagli organi di stampa che c'è stato un braccio di ferro tra il Presidente degli Stati Uniti e l'amministratore di Anthropic, Dario Amodeo, perché gli Stati Uniti già da tempo usavano Claude, l'intelligenza artificiale di Anthropic, in tanti uffici, anche per scopi militari, oltre anche ad altre intelligenze artificiali, anche quelle di OpenAI come ChatGPT e altre ancora. Però una cosa che l'amministratore di Anthropic sapeva essere già negli accordi da tempo perché l'aveva chiesta, ha voluto assolutamente che ci fosse esplicitata nei contratti. Il mio sistema di intelligenza artificiale Claude, lui ha detto, non dovrà essere usato per fare una sorveglianza dei cittadini e non dovrà essere utilizzato per creare delle armi automatiche a guida autonoma. A questo punto il Presidente degli Stati Uniti, con un comportamento non molto lusinghiero, ha detto basta, non puoi permetterti di dire questo a me, smetteremo di usare la tua intelligenza artificiale, io dirò a tutti gli uffici americani in 6 mesi di smetterla e passeremo ad altre. A questo punto è stato, cioè, fossero tutte così le persone che forniscono tecnologia, avere la schiena dritta, si è perso praticamente contratti per 200 milioni di dollari, ma ha fatto valere un principio importante e dopo pochi giorni tantissimi hanno iniziato a installare quell'intelligenza artificiale. E ChatGPT invece ha avuto una Ecco. installazione di massa. Esatto.
Però l'amministratore di ChatGPT ha detto va bene Presidente, noi sì, firmiamo i contratti, però anche noi non vorremmo, però in maniera molto più esitante che non quello che ha fatto, che ha fatto Amodeo. Questo fa capire che c'è il rischio veramente che con questa grandissima pressione politica ci siano degli scatti in territori pericolosi. Decisamente. Giorgia faceva osservare che lo sviluppo di queste prime intelligenze artificiali richiede delle risorse gigantesche, soprattutto per il training. Adesso una cosa interessante, e di questo gli Stati Uniti hanno accusato la Cina, sono usciti dei modelli, a volte anche open source a sorgente aperto, che sono stati, secondo indiscrezioni, sono stati allenati in Oriente bombardando di domande i modelli di intelligenza artificiale occidentali. E quindi uno stratega americano dice male perché così i cinesi, la Cina, il nostro acerrimo nemico, avanza così tanto che rischiamo di entrare in zona a rischio geopolitica. Però noi tutto sommato possiamo dire bene che inizia a uscire qualche modello che è anche scaricabile da noi cittadini da realtà più piccole. Open source anche il modello di Meta che si chiama Llama con 2 L. Questi modelli sono preziosi perché un domani che in alcuni scenari di evoluzione si potrebbe anche entrare in distopie di super tecnocontrollo, potrebbero essere la nostra salvezza di cittadini, avere delle intelligenze artificiali da noi istruite, a noi fedeli, per proteggerci da altre di grosse corporation o di Stato. Grazie Andrea, un applauso perché... E Giorgia, abbiamo un po' di tempo, quindi sentiamo anche... Sì, volentieri. Io penso che tecnologia e etica sembrano un binomio, cioè sembrano effettivamente un binomio talvolta un po' controverso, nel senso che sembra che la tecnologia si sviluppi in assenza di etica e per molti versi purtroppo è così, ma credo che concettualmente siano 2 tematiche che possono anche avvicinarsi. L'etica credo sia una questione di scelte, di valori, di principi, e credo che dietro la programmazione di un'intelligenza artificiale ci sia un orientamento verso una determinata scelta, un determinato valore. Poi ovviamente io parlo da profana, da esterna, quindi nel tecnico non potrei scendere, non saprei scendere, ma credo che nel momento in cui c'era qualcuno che non mi ricordo chi, che diceva ogni scelta di programmazione è una scelta politica, perché scegli in che modo orientare quello che stai creando. Quindi credo che il tema sia chiedersi chi decide quale orientamento dare, quale strada prendere, su quale valore costruire un sistema potentissimo come l'intelligenza artificiale. E quindi credo che faccio fatica un po' a trovare la risposta perché anch'io sono dell'idea di Giulia, più etica, più umanità e meno tecnologia. Anche se credo che la tecnologia, come dicevo in apertura, insomma, non vada demonizzata, è anche un grande strumento di, in qualche modo, erosione, riduzione delle asimmetrie sociali e culturali che esistono nella nostra società, quindi se ben ottimizzata e utilizzata credo possa darci dei vantaggi. E uno strumento per tutelarci e preservare un po' di etica nell'utilizzo della tecnologia è anche, e mi ricollego nuovamente a quanto diceva Giulia, un po' di regolamentazione, che spesso e volentieri è percepita come un carico, un adempimento, un qualcosa di la cartina da sottoscrivere o da programmare, da buttare giù, che è rognoso, che insomma è una carta in più, una cosa in più a cui pensare. In realtà tante volte ci tutela, io lo vedo nel mio lavoro, lavoro con la tutela dei dati personali e spesso e volentieri è l'unica chiave per
far capire che quello strumento va utilizzato in un modo e non in un altro, perché altrimenti rischia di ledere diritti individuali come la riservatezza, la privacy, e soprattutto di aprire le porte della vita di una persona a il mondo, un mondo che spesso e volentieri non è interessato a tutelarla, ecco. Quindi io sono anche per la regolamentazione a sostegno dell'etica, ecco. Questo. Ottimo spunto questo, la regolamentazione, che anche se vogliamo tornare un pochino indietro nel tempo, la tecnologia oggi noi la vediamo come intelligenza artificiale, internet e compagnia bella, ma tanti anni fa, per esempio, il passaggio da il carro con i cavalli all'automobile è una cosa impensabile totalmente, Esatto. per le persone che avevano il cavallo. Ecco, però non è stata fatta una regolamentazione in quel caso lì. Non hanno detto guardate che la macchina brucia la benzina e che la benzina fa inquinamento, per esempio. Ne sto dicendo una, ma ce ne possono essere tante altre. Guardate che la macchina può incendiarsi da un momento all'altro, perché era motore a scoppio, Certo. quelli di una volta stiamo parlando. Adesso, Le batterie che possono esplodere. esatto, volevo arrivare qua, le batterie delle auto elettriche che sono incontrollabili in alcuni casi, quindi insomma, vedete, si sa, a volte, ecco, questa è la mia domanda e la mia provocazione, si sa già o si fa finta di non sapere? Ecco, io ogni tanto lancio le La mie lanci. domande senza risposta. Fabio, se vuoi darla tu? Allora, parto anch'io che da un presupposto sto vivendo una fase sociopatica, anch'io non ho grossa fiducia, non nutro grossa fiducia nella razza umana ultimamente per vari motivi, ma insomma non è il luogo e il momento per entrare nei dettagli. Credo comunque sia anch'io che serva innanzitutto una regolamentazione, proprio partendo anche dallo spunto lanciato dal buon Matteo, e serva anche in qualche maniera un monitoraggio. Non so se una struttura di tipo organo competente o qualcosa, però comunque un monitoraggio, perché poi il rischio è sempre quello che si possa partire per la tangente, vedi il discorso che faceva prima il cavallo, ma lo sapevi, fai una macchina a scoppio, non sai che prima o poi può prendere fuoco, oppure fai se andrai a una macchina elettrica, non sai che in determinate circostanze la batteria potrebbe esplodere, prendere fuoco, eccetera, quindi lo sai o non lo sai, ma diciamo che quando si progetta un solaio di una casa, se non fai determinati spessori, sai che ti viene giù, se non metti determinata armatura, viene giù, quindi insomma. No, se tagli gli alberi sugli argini, sai che poi viene fuori il fiume. Ecco, e via dicendo, quindi a pensare male a volte ci si azzeccano, diceva qualcuno tempo addietro. No, beh, è interessante tutto questo filone, che ci siamo un po' agganciati tutti, no? Si parlava di etica, si parlava di regolamentazione, si parlava di sapere prima le cose, tanti spunti, comunque sì, credo anche ciò che ha detto Giorgia, alla fine mi collego molto anche sugli spunti di Giorgia. L'etica va ripresa, ma non solo nella tecnologia, la stiamo abbandonando, c'è un po' un pensiero comune a livello mondiale che sta predominando su più la potenza, il celodurismo, la forza, il comandare, addirittura anche, diceva prima Andrea, il discorso di ChatGPT versus Claude, che adesso è diventata ChatGPT paradossalmente filo americana, quando fino all'altro giorno invece era un po' meno. ChatGPT ha detto sì, OpenAI sì, fermiamo i contratti, però in realtà anche noi non vorremmo. Esatto. Tanti hanno minacciato di licenziarsi perché hanno visto che il concorrente si è opposto, dice ma neanche noi vogliamo lavorare per un'azienda che lavora per la guerra. Esatto. Una della favola ho visto su Sky la mattina, faccio colazione guardando Sky e il primo titolo era crollo di disinstallazioni, o meglio disinstallazioni a picco di ChatGPT. È andata così. Sì, era il momento che tutti andavano a installare Claude. Esatto, per il motivo che hai spiegato giustamente Sì, tu, tra l'altro, quindi sì, stiamo vivendo, tutto ciò molto bello, direbbe un mio amico, nel senso un po' sarcastico, stiamo vivendo una situazione veramente complessa e complicata, mi piace usare questi due vocaboli, però dai, siamo anche per il ritorno dei rapporti umani. Alla fine della fiera sono uno stagio, come dicevamo prima fuori onda, quindi sono un po' tanto sul rapporto umano, sulle relazioni con te. Poi la tecnologia ci dà una mano, però
l'etica, la moralità, lo stare insieme. Vedevo in pizzeria qualche sera fa, ero fuori al netto, delle ragazzine che si specchiavano col telefono, ne parlavamo prima, ma non importa, ma vedevo tutti i bambini e i ragazzini col telefonino lì, addirittura una tavolata, vedevi le due coppie di genitori, i due figli non si sono detti neanche ciao. Non si sono detti neanche ciao. È drammatico. Erano lì con loro, uno davanti all'altro, col telefono si guardavano la qualunque, non lo so. In genere sono anche gli stessi genitori che Ma- sono a tavola Sì, insieme, esatto, non si volevo- dicono Sì, ciao, no, quello col perché telefono in poi mano. guardavamo anche, sì, perché poi alla fine mi divertivo tantissimo a guardare. Ma tra l'altro su YouTube adesso li short, li scrolli Sì. e metà non dicono niente, No, cioè no, brain certo. rot. 30 secondi e via, non dici niente, ma è preoccupante, ma poi dicevi giustamente, sì, vedevo anche, mi diverto a fare questi esperimenti sociologici nel guardare la gente, no? E vedi queste coppie, uno davanti all'altro, mangiare fuori, cacchio, stai fuori a mangiare, insomma una volta ne vedevi due. Esatto. Uno col telefono e l'altro con l'altro. Ma o vi Stai state, a vi state casa, scrivendo? Vi state esatto. scrivendo uno con l'altro? È Sì, sì, incredibile. sì, no, quindi- ma- Fabio, ti do un Dai. consiglio, È allora, vero che- vai al parco, ti porti dietro il A tuo casa. telefono Sì, con la sì, rotella e sì. attirerai più l'attenzione tu Ma io il che telefono lo con la- smartphone, il telefono con la vedrai. rotella ce l'ho di Lego. il Questo telefono con la- sicuramente. Il telefono con la rotella ce l'ho di Sì, Lego perché esatto. sono un nostalgico e appassionato del vintage, e quello comunque me lo porterò appresso, esatto. Va bene. Bene, abbiamo un'ultima domanda solo per i nostri ospiti. L'intelligenza artificiale è open source o no? Come la vedete? Ripartiamo da Andrea, visto che lui è un gran sostenitore dell'open source, da quel che ho capito. Sì, sì, certamente. Un po' ho iniziato questo argomento prima. Secondo me l'open source e il software libero e l'intelligenza artificiale a codice aperto, modelli aperti, saranno la nostra salvezza quando il clima diventerà caldo. Dico solo una cosa, scusami se ti interrompo sul nascere, ma è giusto per spiegare che cosa vuol dire open source, perché ci sono tante persone che Che magari siamo a non casa, sanno sì. proprio di che cosa stiamo parlando, quindi giusto una panoramica velocissima. Sì, il termine open source enfatizza il fatto che i codici con cui è stato sviluppato un programma, il codice informatico scritto nel linguaggio di programmazione è aperto e viene distribuito. Però qualche purista vuole chiamarlo più che open source software libero, perché mi vengono dati i sorgenti, quindi i codici, e mi viene anche data la garanzia, ad esempio per quanto riguarda Linux, di modificarlo, migliorarlo, risolvere problemi che magari ho incontrato io e rilasciarlo di nuovo. In questa maniera, mentre lì per lì è vero che le grosse corporation, facendo investimenti massicci, hanno un vantaggio di velocità e magari sono le prime ad uscire con certo tipo di soluzioni, si nota che sul lungo termine generalmente il software libero recupera. Ad esempio, oggigiorno, sia nei telefoni di tipo iPhone sia di quelli tipo Android, ci sono dei sistemi Unix sotto che o derivano da Linux, perché Android deriva da Linux, è una versione di Linux, o derivano da Unix che distribuivano i loro sorgenti come Unix BSD. Ecco, la differenza è che nel caso di Linux, se fai delle modifiche, la licenza ti chiede poi di rilasciarle di nuovo pubbliche. Invece la licenza BSD ti dà i sorgenti, ma le modifiche poi puoi tenerle chiuse. Quindi magari nel moderno macOS c'è uno di questi tipi di Unix sotto, ma hanno potuto tenere chiuse le ulteriori modifiche che ci sono state. Sì, ci sono diverse tipologie di licenza. Sì, Quindi ci sono le licenze un po' più libere, quelle un po' meno, lo semplifico giusto per dare una panoramica un po' più soft per i nostri ascoltatori. Addirittura ci sono delle licenze che permettono di acquisire il codice sorgente, cioè quello originario, diciamo così, elaborarlo e di rivenderlo. Quindi di fatto non è che l'open source... Allora, ovviamente stiamo parlando codice sorgente open source, in genere dovrebbe essere quasi sempre gratuito, questo è il concetto di solito.
Poi però se viene elaborato può essere rivenduto, quindi ripeto, non tutte le licenze lo permettono, ma c'è qualche licenza che lo permette. Un po' anche Linux, che avrebbe tra le licenze più libere del mondo, puoi rivendere delle distribuzioni in cui dai del valore aggiunto. Ad esempio il valore aggiunto può essere che fai una scelta di pacchetti con un sistema di installazione che fa diventare Linux facile per tutti. Questo è un valore aggiunto perché magari ci sono talmente tanti software liberi che uno rimane disorientato, allora una distribuzione che ti fa una scelta è un valore aggiunto. Quindi ti distribuisce magari software al 100% con licenze libere che potresti anche ogni singolo pacchetto trovartelo tu gratuitamente, ma in realtà paghi volentieri anche delle cifre per il supporto che ti danno all'installazione rapida o il supporto per un'azienda durante l'anno. È veramente un ecosistema ricco. E quindi di fatto tu paghi il valore accessorio, non il valore primario. È interessante perché questo qui... Io ti capisco molto bene perché sono nerd quanto te, quindi... Però... Spesso puoi partire molto avanti perché proponi ai clienti dei sistemi, delle soluzioni che già a metà fanno quello che servirebbe, e il cliente magari ti paga giusto l'espansione che serve a coprire le sue particolari esigenze. E chiudiamo il cerchio allora con Giulia. Ma dopo c'è questo trattato di informatica alle ore 10 e 20, non me l'aspettavo. No, grazie, ma nel senso che insomma sono cose che alla fine hai risposto tu anche per me, cioè ovvio che open source tutta la vita. Una cosa sulla quale però inviterei a riflettere è che noi parliamo da adulti e non stiamo pensando per niente ai nostri ragazzi, quindi bello questo open source che rimane agli adulti perché i nostri ragazzi a scuola non usano manco il cellulare per riuscire a capire come si muove la ricerca, per intenderci, per cui un po' a me preoccupa tanto quello, no? Che il nostro mondo sta andando in un modo e... Nel pubblico, nella scuola andrebbe proposto di più. Esattamente. È completamente inesistente, confermo? No, Confermo. cioè proprio... È inesistente, sì. Inesistente, sì. Le LAN sono spente, che anche quelle non servono quasi a niente, però insegniamo storia, però quella del Tigri dell'Eufrate, che è utilissima allo sviluppo della cognizione umana del luogo in cui si trovano ora. Così, per chiudere in polemica, ma insomma se vuoi ci facciamo una bella puntata sulla scuola e l'informatica. L'abbiamo appena fatta purtroppo. Guarda, quindi... sulla scuola e l'informatica. Sulla scuola e sul lavoro, sì. Vedi? Guarda, me la sono persa. Però sull'informatica ci possiamo pensare. Pensaci perché secondo me avresti un sacco di persone che verrebbero a dire la propria. Bene, allora passiamo ai saluti e ringraziamenti per i ospiti di questa sera. Fabio Casetto. Grazie a tutti e ci vediamo alla prossima. Giulia Bezzi. Grazie, grazie. Grazie Matteo. Andrea Sivieri. Grazie a voi, sono davvero interessanti i discorsi che sono usciti e che abbiamo sviluppato. E Giorgia Lucchetta. Grazie a tutti, buona serata. E ovviamente il nostro pubblico presente in studio. Io vi auguro una buona serata, vi ricordo che il nostro prossimo appuntamento, la prossima puntata è fissata per il 24 marzo, sempre alle ore 21. Io vi ringrazio e vi auguro una buona notte. Arrivederci.